Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e attenti al lupo. Questa sera parliamo della casa, comprare o vendere casa. Quali sono i rischi e soprattutto, usiamo questo termine, quali possono essere i tranelli, tra virgolette, nel momento in cui si acquista o si vende il proprio appartamento? Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ma partiamo da una lettera. Buonasera Maris. Buonasera a te Giuseppe, ovviamente anche ai nostri ospiti e agli amici che ci seguono da casa, e proprio loro sono i nostri protagonisti, infatti ci mandano le loro lettere e le loro domande, come ha fatto anche la signora Tamara da Livorno. E dalla sua lettera vogliamo partire e ci dice: gentile redazione, siamo alla ricerca di una casa da acquistare e siamo pieni di dubbi e timori. Alcuni amici, ad esempio, ci hanno sconsigliato di acquistare una casa che sia arrivata al venditore in donazione da genitori, perché dicono quella donazione e di conseguenza la vendita potrebbe essere un giorno contestata e impugnata da un altro erede. Altri ci hanno messo in guardia dagli eventuali debiti che un venditore potrebbe avere con il condominio. Comprando quella casa, affermano, spetterebbe poi a noi far fronte ai mancati pagamenti passati. Ci aiutate a capire come stanno le cose? Dobbiamo davvero fare attenzione anche a questi rischi? Grazie e aiutiamo Tamara. E allora cerchiamo di dare una risposta alla nostra telespettatrice. Buonasera ai nostri ospiti, al notaio Francesco Gerbo, componente del Consiglio Notarile di Roma, buonasera, e all'avvocato Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Buonasera. Allora, notaio, subito una prima risposta. Che cosa bisogna fare? Deve allarmarsi? Beh, insomma, bisogna stare attenti. Per quello che riguarda la donazione bisogna distinguere se il donante è ancora in vita o no, perché se il donante è ancora in vita bisogna naturalmente provvedere, perché il bene non è commerciabile, potrebbero creare dei problemi se si chiede un mutuo, e allora in questi casi normalmente si scioglie la donazione e il donante ritorna proprietario del bene e poi lo trasferisce direttamente lui. Per quello che riguarda invece se fosse eventualmente morto, allora 10 anni dalla morte il bene è inattaccabile. Questo per la donazione. Avvocato Pucci, quali sono e quanti sono per il momento? Poi li vedremo tutti e a un certo punto della trasmissione vi faremo vedere anche un servizio che darà poi là a tante polemiche in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, una sentenza che c'è stata e che ha creato tanti problemi tra chi ha comprato e chi ha venduto casa. Ma sono tanti i rischi e i tranelli nel momento in cui si compra una casa? Bisogna stare sempre più attenti rispetto al passato, e perché? Bisogna stare sempre molto attenti e bisogna naturalmente sempre rivolgersi ad un professionista. La vita e la costruzione di una compravendita di una casa è sempre molto complicata. Vanno dal fatto della donazione, da quello che si diceva pure del problema legato agli oneri condominiali non pagati, che naturalmente al momento del rogito notarile, il notaio questo lo sa molto meglio di me, deve avere comunque una liberatoria. Dopodiché si va a fondo dell'acquisto della casa, perché la casa deve avere determinati requisiti, se ci sono stati degli abusi devono essere stati sanati con il condono edilizio, devono essere naturalmente una serie di problemi che vanno affrontati. Quindi è un percorso spesso faticoso e pieno di ostacoli, ma diamo i riferimenti a casa in modo da poter chiamare. Esatto, ricordiamo ai nostri telespettatori che possono partecipare alla diretta, basta chiamare il nostro numero verde 800 508 990, vi ricordo che è gratuito anche per i telefoni mobili, e per chi lo preferisse possono anche scriverci i nostri amici che ci seguono da casa su Facebook oppure su Twitter. Prima cercate questa pagina, quella di Attenti al Lupo. E allora uno in genere si rivolge al notaio, perché poi va dall'agenzia immobiliare, viene dal notaio. Ma se c'è un'ipoteca che succede? Come si fa? Riuscite a vederla, osservarla? Normalmente il venditore lo dichiara questo, però comunque lo dichiara o non lo dichiara, l'ipoteca emerge dalle ispezioni che regolarmente eseguiamo quando c'è una compravendita presso i pubblici registri immobiliari. Quindi in qualche modo emerge? No, questo sicuramente sicuramente, non c'è questo rischio tra virgolette. No, questo altro capitolo, avvocato Pucci, qualche volta in questa trasmissione ne abbiamo parlato, la popolazione che invecchia sempre di più, hanno bisogno tante persone di soldi per poter andare avanti, c'è il fenomeno in crescita, in ascesa della nuda proprietà. Ecco, lì che cosa accade? Può essere un figliolo, un nipote che può un domani rivendicare rispetto all'accordo e a questo contratto di nuda proprietà stipulato dalla mamma, dal papà o dal nonno? No, lo escludo nella maniera più assoluta. Il problema dell'usufrutto, quindi della nuda proprietà, significa l'acquisto
della nuda proprietà del venditore che in quel momento mantiene l'usufrutto, ma ovviamente se c'è un terzo, un nipote che ha qualcosa da dire, non può intervenire essendoci un contratto, diciamo così, rogido notarile a tutti gli effetti. Quindi non c'è nessun tipo No. di rischio. Che cosa nascondono maggiormente? Nascondono qualcosa? Il rischio qual è? Che qualcuno insomma, venga lì e cerchi di vendere la propria casa, di venderla a un'altra persona? Sì, diciamo che in linea di massima problemi Qual è il di rischio questo maggiore? tipo? Ecco, voi che ne fate tanti come notai, siete un po' i custodi della compravendita delle case in qualche modo. Attualmente il rischio maggiore è quello della regolarità o irregolarità urbanistica, perché possono esserci dei problemi in quel senso, soprattutto nei centri a forte densità abitativa, oppure qualche peso che grava sulla casa e talvolta addirittura all'insaputa dello stesso venditore. In caso di irregolarità urbanistiche bisogna in qualche modo chiedere tutte le carte e i documenti di regolarizzazione, altrimenti non si può, il bene certe volte è proprio incommerciabile. È meglio evitare l'acquisto di quell'appartamento, di quella casa. Vediamo le prime domande da casa e poi subito dopo un servizio. Valerio da Roma ci ha mandato una mail e vuole sapere quali rischi si corrono comprando una casa tramite un'asta giudiziaria. A che cosa deve stare attento? Ecco, un altro capitolo questo delle aste giudiziarie. Partiamo dall'avvocato Pucci, magari sentiamo anche il notaio. Ci sono rischi particolari perché uno magari risparmia, l'asta giudiziaria può essere un'opportunità per tanti di risparmiare. Diciamo che l'asta giudiziaria teoricamente forse è una delle più tutelate, nel senso che nel momento in cui si interviene in un'asta giudiziaria già ci sono state una serie di verifiche che vengono fatte dagli esperti. Quindi non credo che ci siano grossi problemi nell'acquisizione di una vendita giudiziaria. Sentiamo anche il notaio Gerbo sulle aste giudiziarie. Sì, spesso nelle aste giudiziarie anche noi notai veniamo coinvolti per predisporre delle relazioni delle quali poi si serve il giudice per dare esecuzione all'asta, e quindi questi beni hanno un controllo anche da parte del notaio molto spesso, quindi insidie particolari non ce ne dovrebbero essere. Ma in linea di massima non ce ne sono sicuramente di più che non negli altri casi, insomma. Quindi sono i rischi normali che si corrono. Normali, fisiologici. Allora, Maris, allora, andiamo a casa dei nostri telespettatori. C'è il signor Mari che ci chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Ci dica. Sì, buonasera a tutti. Intanto volevo fare i complimenti per la trasmissione che ci aiuta molto in molti casi. Grazie. La mia domanda era per cortesia, una casa in proprietà indivisa, a livello di mercato, venderla o comprarla, il valore è diverso da una casa se ci sono più proprietari. Grazie Mario. privata, esatto. Che cosa succede? Che risposta possiamo dare? Che bisogna mettersi d'accordo con tutti i proprietari, naturalmente, perché basta uno che non vuole vendere e il bene non si può, a meno che uno non voglia acquistare delle quote. Quindi ci vuole, possiamo dire, il buonsenso e la mediazione. Assolutamente sì. Ecco, la mediazione è così, avvocato, sostanzialmente. Se vuole vendere la casa bene, tutti e tre devono essere d'accordo, altrimenti la casa ha qualche complicazione. Poi uno si può vendere la propria quota, ma mi domando chi si compra la quota di un immobile che già presenta qualche problematica. Quindi è rischioso. Allora, abbiamo chiesto anche di darci qualche interpretazione, qualche indicazione sui possibili rischi, sui potenziali rischi anche all'ANACI, gli amministratori di condominio. Gli amministratori di condominio svolgono un ruolo importante, soprattutto quando c'è il cambio del proprietario di casa e magari quello precedente non ha pagato. Sentiamo che cosa ci dice. Acquistare casa è uno dei principali investimenti, se non il principale investimento della nostra vita. Ecco, eppure noi compratori come possiamo sentirci tutelati in questo momento di acquisto? Nel momento che si fa un investimento così forte, così importante, è giusto prendere tutte le dovute accortezze e precauzioni per tutelarsi e anche per farsi tutelare dai professionisti nei singoli settori. In che senso l'amministratore deve in qualche modo intervenire? Diventa fondamentale il ruolo dell'amministratore da un punto di vista di informazione, ma soprattutto poi da un punto di vista di comunicazione dei dati essenziali che necessitano e che poi possono fare anche la differenza nell'ambito della determinazione
del prezzo dell'immobile stesso che si va ad acquistare. Oggi chi compra un appartamento nulla sa sia dell'immobile, soprattutto dell'edificio. È qui che diventa determinante il ruolo dell'amministratore, perché l'amministratore dovrebbe invece fornire tutta una serie di informazioni. Faccio dei riferimenti tra l'altro su questo, il progetto dell'edificio, l'agibilità del fabbricato stesso, tutto quello che riguarda il certificato di staticità, tutti quelli che riguardano le certificazioni impiantistiche, parliamo di impianto idraulico, di impianto elettrico, del pianto del gas, per poi finire a tutto quello che è l'argomento attinente alle prevenzioni incendi. Quindi mettiamo caso io abbia comprato un immobile e non abbia chiesto queste informazioni direttamente all'amministratore, a quali sorprese, tra virgolette, potrei andare incontro? Il rischio è quello di aver comprato un appartamento convinti di aver fatto un grande investimento e invece poi all'interno di quell'edificio possono esserci tutta una serie di criticità, non dico di problematiche, ma di criticità che poi una volta emerse, una volta che poi l'amministratore porta all'attenzione dell'Assemblea, ne comporterebbero automaticamente un aggravio di costi notevoli a carico del soggetto acquirente. L'amministratore deve in qualche modo essere in sinergia con quelle che sono le altre figure che entrano in gioco nel momento dell'acquisto di una casa? Sicuramente su questo naturalmente i notai hanno un ruolo fondamentale, tra l'altro a tal riguardo ANACI sta collaborando, sta portando avanti col Consiglio dell'Ordine del Notariato un protocollo d'intesa. E così, insomma, sono le indicazioni che arrivano dagli amministratori di condominio. Mi colpiva, avvocato Pucci, l'aspetto anche della sicurezza dello stabile. Io come faccio a sapere una cosa del genere? Compro questa casa, poi purtroppo in diverse parti d'Italia sono accadute situazioni spiacevoli, no? Sulla sicurezza, anche l'aspetto geologico di quell'appartamento, di quel condominio. Io posso rivalermi successivamente? Beh, dipende dal fatto, cioè se è una questione... come posso essere sicuro? Ecco, una volta voi avete fatto una battaglia per il famoso libretto, no? Libretto del fabbricato, il libretto del fabbricato non è mai partito. Partito a stento, in sordina, sordina, poi è stato firmato più volte dal TAR, vabbè, ma insomma questo è un altro problema. No, diciamo che l'aspetto per quanto riguarda un atto di acquisto bisognerebbe addirittura partire dalla, una volta si chiamava la licenza, poi la concessione edilizia del fabbricato, da lì bisognerebbe partire. Capisco che è una situazione molto complicata e molto lunga, ma per quanto riguarda le eventuali responsabilità il venditore risponde del proprio appartamento, non può rispondere dell'intero fabbricato. Quindi il problema non si pone, il problema se dovesse crollare il fabbricato non è che ne risponde chi mi ha venduto l'immobile, cioè l'appartamento, risponderà chi lo ha costruito oppure colui il quale ha provocato questo danno. Vediamo le domande da casa, Maris. Francesco da Brindisi ci chiede, prima di procedere all'acquisto di una casa, si ha il diritto di chiedere all'amministratore che dichiari appunto l'assenza di debiti verso il condominio e in caso si rifiuta, ecco, che cosa possiamo fare? Questo lo fate anche voi, no? Quando assolutamente sì, la cosiddetta liberatoria che rilascia l'amministratore. Se uno non ha pagato in passato, qualche bolletta non... Però una piccola correzione, questa richiesta deve farla il proprietario attuale, perché se la fa l'acquirente l'amministratore potrebbe dire per motivi di privacy io non posso rilasciare dichiarazioni di questo tipo, e che quando si compra il venditore deve produrre la liberatoria che lui ha chiesto all'amministratore. E se non ci sono delle situazioni precedenti poco chiare, cioè di non pagamenti, alla fine che succede? Bisogna trattenere queste somme di modo che l'acquirente possa pagarle e poi azzerare tutti i debiti pregressi. E allora, ora parliamo di un altro aspetto. Vi faccio vedere questo servizio, è qualcosa che è esploso non solo nella capitale, dove si parla di centinaia di migliaia di persone con molte famiglie, ma in tutta Italia, lungo lo stivale. Uno acquista un appartamento su un'area cosiddetta PEP, diciamo su area di edilizia agevolata, il costruttore ha fatto degli appartamenti, dei palazzi su queste aree di edilizia agevolata, uno acquista un appartamento, poi improvvisamente, ce lo spiegheranno i nostri ospiti, c'è stata una sentenza importante che dice bisognerebbe restituire i soldi alla persona che ha venduto perché il prezzo non poteva essere superiore. Ma per capirne di più siamo andati a una persona che sta vivendo questa
difficilissima situazione e non è un caso isolato. Vediamo che cosa ci racconta e poi che cosa rispondono i nostri esperti, come risolvere questo problema che è comune a centinaia di migliaia di persone lungo la penisola. Nel 2001 ho acquistato a prezzi di mercato una casa in edilizia convenzionata, cioè una casa che era in diritto di superficie e soggetta ad una convenzione tra il Comune di Roma e il primo assegnatario di quella casa stessa. Questa stessa casa io poi l'ho rivenduta per mutate esigenze familiari alcuni anni dopo, nel 2008, sempre a libero mercato. Dopo quasi 10 anni dalla mia vendita ricevo una lettera da parte del mio acquirente in cui mi viene detto che devo restituire una differenza tra un prezzo vincolato di cui io non conosco neanche l'esistenza e la mia vendita a prezzi di mercato pari a 300.000 euro. Noi abbiamo condotto delle trattative in totale trasparenza, non certo dentro gli sgabuzzini o con le pistole puntate, in presenza di notai scelti dagli acquirenti. Sostanzialmente noi rimaniamo scioccati, fino poi ad approfondire e capire che c'era un fondo di verità nella richiesta legata a questa sentenza. Nel 2015 interviene una sentenza di Cassazione a sezioni unite che interpreta una legge del 2011. Questa sentenza dichiara che le trattative dovevano essere legate ad un prezzo vincolato e che di conseguenza tutti coloro che hanno venduto ad un prezzo di mercato sono tenuti a restituire la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo vincolato all'acquirente. Nel momento in cui noi abbiamo concluso la trattativa, le parti erano a conoscenza entrambe di tutta la situazione in estrema trasparenza. Quello che è subentrato dopo, cioè l'introduzione dell'istituto dell'affrancazione con la legge del 2011, era ignoto a me, era ignoto a lui. Io peraltro non sono una prima assegnataria dell'immobile, ma ho a mia volta acquistato l'immobile al libero mercato. Pertanto sono un secondo venditore, io non mi sognerei mai di andare a richiedere al mio venditore la differenza di prezzo. Di fronte a una cosa del genere, quando abbiamo capito la portata, abbiamo immediatamente detto ok, io ti pago l'affrancazione, ti svincoli la casa ritorna nello stato in cui pensavi di averla acquistata, no? Perché è quello il punto, quello che sembra livore non è rivolto contro gli acquirenti, qua veramente ci hanno messo gli uni contro gli altri, ma non ha nessun senso, questa è una guerra di sistema, noi ci sentiamo soli, abbandonati, cioè, tu renditi conto io, cioè, che mi ritrovo a dovermi difendere in giudizio per la restituzione di cifre di questo tipo. Questa è la storia che abbiamo raccontato, una bomba sul mercato immobiliare. È così, tant'è vero che sono nati dei comitati, siamo stati anche noi inondati di sollecitazioni da questo punto di vista, c'è stato anche un comitato appunto che ci ha sollecitato. Allora, notaio, iniziamo a cercare di rispondere, mi è sembrata l'esposizione molto chiara, ma è una situazione di difficile interpretazione. Che cosa si può fare in questo momento? Che cosa possono fare le persone? Perché restituire 200-100.000 euro è qualcosa di assurdo, messo in ginocchio le famiglie. Veramente è un problema enorme, soprattutto in grossi centri come Roma il problema si sente molto. Intanto io esprimo il mio personale punto di vista, che il problema, bisogna che sia chiaro, è riferito al quantum per l'affrancazione, secondo me. Quindi queste cifre così esorbitanti, ci sono anche orientamenti della giurisprudenza che sul punto è molto articolata, però lasciano un po' il tempo che trovano, a mio avviso. Perché c'è stata una sentenza della Cassazione, ma interpretazioni diverse da parte dei giudici. Sentenze, ce n'è stata una a sezioni unite, quella a cui faceva riferimento lei, poi ce ne sono state altre, ma ci sono anche tante decisioni di merito che dicono anche cose diverse. Quindi il quadro è veramente molto articolato. Avvocato Pucci, non è un fenomeno esclusivamente romano, perché è tutta la penisola. Ma io come faccio a sapere se la casa che ho comprato era in edilizia convenzionata? Diventa un'impresa titanica. Io compro la casa, non so se quel costruttore ha avuto delle agevolazioni da parte del comune per edificare, e che poi mi ritrovo dopo anni a dover restituire soldi perché non potevo rivendere casa. Lo dicevamo anche prima, una ricerca storica va sempre fatta nel momento in cui si compra un appartamento. Così facendo uno risale tranquillamente al fatto che quello era un immobile in PEP. Però il problema non è neanche questo, perché effettivamente una soluzione in questo momento non c'è.
la signora si vede di dover restituire tanti soldi, il proprietario attuale che potrebbe esercitare la cosiddetta affrancazione, che potrebbe sanare un po' tutto quanto, lo potrà pure fare, ma intanto si fa restituire i soldi che ha dato in più, poi affranca il bene e poi se lo rivende Quindi diciamo, c'è una sorta di speculazione si potrebbe creare. È kafkiana come situazione, perché tutti in buona fede, però alla fine il cerino rimane al precedente e l'ultimo ha questa opportunità che secondo me se la giocherà, se non interverranno naturalmente altre situazioni. Ecco, e allora come sanare questa situazione secondo lei, notaio? Con un provvedimento legislativo che ce lo deve fare il governo, il Parlamento, ma deve essere qualcosa di urgente, altrimenti si rischia il caos in tutta Italia. Sì, noi stiamo lavorando anche in questo senso, però naturalmente ci deve essere la volontà politica che provveda con una legge che sistemi il quadro che veramente è molto complicato. Quindi serve un provvedimento in qualche modo. È difficile, cioè il problema è nel momento in cui io, proprietario, che posso esercitare il mio diritto di affrancazione, non lo faccio, o lo faccio successivamente, quindi il precedente comunque perde sicuramente dei denari. E quale legge potrà stabilire e dire che il denaro che giustamente tra virgolette, che il proprietario attuale richiede al precedente venditore. Però in qualche modo, siccome ho sentito, e anche le indicazioni che ci sono arrivate da casa a diverse persone, stiamo parlando di cifre di un certo livello, stiamo parlando di 5.000 o 10.000 euro, 100.000, 200, 300.000 euro. Cioè la gente non solo deve restituire questi soldi e diventa problematico, si rischia di mettere in ginocchio, parliamoci chiaramente, intere famiglie, interi nuclei familiari che hanno faticosamente comprato e poi rivenduto quella casa all'insaputa di tutto e di tutti. E i numeri poi sono rilevanti perché a prescindere dagli importi, che come giustamente dice lei sono altissimi, ma anche i numeri, solo su Roma si parla di 200.000-300.000 ipotesi di questo tipo. E quindi è un problema sociale. E poi c'è il rischio di questa speculazione che avvenga, c'è il rischio della speculazione che le persone si facciano restituire questi soldi, affrancano tutto e poi vendono a prezzo e poi rivendono l'appartamento a un prezzo superiore, sarebbe davvero una situazione inaccettabile. Vediamo le domande da casa. A tal proposito Tania ci ha mandato una mail e dice: io ho trovato un annuncio di una casa che rientrava insomma nelle nostre richieste e dice soltanto che il prezzo era notevolmente basso, ha visto che era un'ex casa popolare, voleva sapere a che cosa deve stare attenta, ecco, che cosa deve chiedere. Beh, lì entriamo penso in un altro, non è qui la convenzionalità, è vero, esatto. Avvocato Pucci, edilizia popolare? No, è la stessa identica cosa, l'edilizia popolare è il PEP, è come quella convenzionata, quindi deve sempre verificare effettivamente quello che in questo momento stiamo dicendo, cioè vale a dire il prezzo che viene richiesto, da dove deriva questo immobile, quali sono le possibilità che ha l'acquirente nell'acquisizione del bene. Ancora? Faccio le telefonate, andiamo in Sardegna, nella bella Sardegna ci chiama Salvatore da Olbia, buonasera. Pronto Salvatore? Buonasera. Ci dica. Niente, una domanda semplice e un po' complessa. Dovrei acquistare un immobile, diciamo il valore ipotetico 15 euro. Su questo immobile grava un'ipoteca di 8 euro e un pignoramento di 2 euro, ok? Perfetto. Io ho chiesto al notaio come dovrei fare. Il notaio mi ha detto per poter liberare l'ipoteca volontaria della banca dovrei versare l'importo dell'ipoteca. Per quanto riguarda il pignoramento di un terzo, che è un privato, dovrei fare l'assegno all'avvocato che ha la causa di pignoramento. Sì. Io facendo questo assegno al notaio, chi mi garantisce che l'operazione va a buon fine? Vediamo, è una situazione un po' complessa, mi sembra, però se il notaio può dare una spiegazione e una risposta. Sì, ma in questi casi la soluzione è più semplice di quello che sembri, perché normalmente queste vendite vengono effettuate non nello studio notarile, ma addirittura in tribunale davanti al magistrato, perché bisogna avere la sicurezza che quando si paga il magistrato contestualmente alle vendite
alle firme per la vendita, firmi anche la chiusura della procedura esecutiva e si firma davanti al giudice col notaio. Certo, mi rendo conto, stiamo andando insomma a metà della trasmissione, che è un percorso faticosissimo. Avvocato Pucci, comprare casa, lei rappresenta i piccoli proprietari immobiliari che magari hanno appunto quella casa che diventa un po' l'obiettivo di una vita, perché uno mette da parte dei risparmi, compra casa ma deve stare attento, se c'è la PEP, c'è l'edilizia convenzionata e quindi se c'è un'ipoteca, è un percorso a ostacoli. Ci deve essere l'agibilità, ci deve essere l'APE, ci deve essere tutta una serie di documentazioni per le quali non è semplice acquistare casa, mi rendo perfettamente conto. In qualche modo uno viene scoraggiato, lo diciamo, viene scoraggiato, però diciamo che rappresenta i piccoli proprietari immobiliari. L'85% degli italiani c'ha una casa, quindi evidentemente e ancora sono dei coraggiosi. Il bene più amato dagli italiani, c'è poco da fare, nonostante gli anni, i cambiamenti, amano sempre acquistare casa. Tante le domande, Giuseppe. Monica su Facebook ci dice: allora, un padre in vita aveva fatto un atto di compravendita ad un figlio tenendosi il diritto di abitazione, però ha escluso altri 2 figli. Ecco, adesso questo papà non c'è più e voleva sapere, il fratello chiede la successione, che cosa si deve fare e soprattutto le 2 figlie escluse possono reclamare qualcosa? Le situazioni più brutte e antipatiche quando iniziano i dissidi tra i figlioli, no? Perché poi i genitori hanno quel senso di responsabilità, però poi magari purtroppo quando finiscono succedono liti bruttissime e dall'alto magari quei genitori piangono queste cose. È vero. Bisogna vedere se nel patrimonio del papà c'erano altri beni o c'era soltanto questo, perché se c'era soltanto questo, naturalmente i figli esclusi possono agire, immagino, con successo. Se ci sono altri beni possono rivalersi su altri beni, naturalmente. Altre domande, Mari? Cerchiamo di vedere, vedo che stanno arrivando tante, quindi cerchiamo di soddisfare tutti i nostri telespettatori. Anna da Rimini, faccio un po' il riassunto, praticamente vive in casa con la mamma, e la mamma possiede il 66% dell'immobile, il restante insomma è intestato alla figlia ed agli altri fratelli. Gli altri fratelli vorrebbero donare alla sorella, visto che vive con la mamma, e lo stesso vorrebbe fare anche la mamma, però ad Anna viene il dubbio: un domani i figli, insomma i miei nipoti, i figli dei miei fratelli, potrebbero rivendicare questa proprietà? Assolutamente sì, e quindi bisogna stare attenti e impostare l'atto in un certo modo, con eventuali rinunce, lì dove è possibile, all'opposizione. È possibile farlo sempre attraverso atti notarili ben strutturati. Atti notarili ben strutturati. Da vivi. Dice l'avvocato Pucci, è fondamentale appunto per evitare interpretazioni. Allora Maris, un'altra domanda, rapidamente. Caterina da Padova, questa è una domanda che ci fanno in tanti in realtà, dice: le agenzie immobiliari possono richiedere qualunque percentuale di intermediazione, cioè anche oltre il 5% del valore, perché diciamo le somme si fanno importanti? Rientriamo nel vil denaro come in qualche modo, però poi lo chiederemo all'avvocato Pucci tra qualche istante. Subito la pubblicità, il ruolo delle agenzie immobiliari, tra qualche istante. Rientriamo in studio, stiamo parlando della compravendita delle case, quanti problemi, quante opportunità, per carità, perché la casa insomma, è il bene più amato dagli italiani, ma insomma stiamo vedendo che è un percorso estremamente complesso. La domanda era di Caterina, avvocato Pucci, quanto bisogna dare a un'agenzia immobiliare? Il 5%? No, esiste un tariffario? Non c'è un tariffario, va concordato, ovviamente meno si dà e più si risparmia. Esatto. Chi deve pagare, il compratore o il venditore? Che spesso non si capisce, pagano tutti e due. Diciamo che di solito prendono da entrambi, però effettivamente uno dovrebbe pagare la tariffa per la quale ha dato un incarico all'agenzia. Altre domande da casa? Patrizia, sempre su Facebook, ci chiede: è stata costruita dopo, ma io come faccio a sapere se la mansarda che c'è nel mio condominio è in regola? Ecco, questa è una bella domanda. Notaio Gerbo, può star tranquilla o deve chiedere qualche documento in particolare per questa mansarda? Assolutamente deve preoccuparsi, deve chiedere al notaio di verificare questo, ma diciamo è già contenuto nel mandato che si dà al notaio. Se intende acquistare la mansarda, il notaio dovrà fare tutti gli accertamenti per chiarire se il bene è liberamente commerciale e soprattutto se sia abitabile, perché il bene magari sarà anche a posto dal punto di vista edilizio come mansarda, ma probabilmente la signora la vorrà comprare come unità abitativa. Certo, vuole fare una cameretta. Ecco, le famose sale hobby, le famose mansarde
Se sono mansarde benissimo, ma se vogliono essere abitabili devono avere gli strumenti urbanistici atti. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al notaio Francesco Gerbo, notaio e componente del Consiglio Notarile di Roma, e grazie come sempre all'avvocato Fabio Pucci, segretario generale del Luppi, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. È tutto. Per questa sera è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo l'appuntamento con Attenti al Lupo è alle ore 19, quindi ci vediamo domani e parleremo del pesce, come riconoscere davvero quello fresco, degli utili consigli, ma attenzione per tutti i possessori di Sky, dobbiamo ricordare, anzi ditelo se conoscete anche degli amici, che non siamo più sul canale 140 ma 146. Sintonizziamoci domani alle 19. Arrivederci.